Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 15 aprile, una rassegna che cominciamo naturalmente con dare uno sguardo ai giornali nazionali. La prima pagina è dedicata quasi in tutti i casi alla tensione, a questo rapporto che si è praticamente interrotto fra Trump e la Meloni in seguito agli insulti rivolti al Papa e alle parole della Meloni che diceva sono inaccettabili. Allora vediamo Corriere della Sera, Trump contro Meloni non ci aiuta, dice Trump. Donald al Corriere, scioccato la Premier, non so quanti leader hanno parlato di lui come ho fatto io, e incassa d'altra parte il sostegno di Schlein. La Casa Bianca attacca ancora il Papa, non ha idea di cosa accade in Iran, Mattarella dice no all'autoesaltazione possibile. Intanto sullo scenario di guerra, ripresa dei negoziati con Teheran. La Repubblica, stesso argomento, Trump scarica Meloni, è la sintesi, il presidente sulla Premier che ha sconfessato per l'attacco al Papa, sono scioccato, ha detto, è senza coraggio. E infine vediamo, per vedere le prime pagine, La Stampa, Trump e Meloni, il divorzio, Donald che dice Giorgia mi ha deluso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, ecco l'espressione di Trump, di disgusto potremmo dire, lo andiamo a vedere sul Corriere della Sera, perché è stata proprio questa la corrispondente da New York, Viviana Mazza, che con orgoglio rivendichiamo che è di origine catanese, a sentire al telefono Trump. L'ha sentito più volte, l'ultima ieri quando l'ha raggiunto, e prima ancora che gli facessimo una domanda è stato il Presidente degli Stati Uniti a farla a noi, criticando duramente Giorgia Meloni. Agli italiani piace il fatto che la vostra Presidente non ci stia dando alcun aiuto per ottenere il petrolio? Ha domandato Trump alla giornalista. Gli piace? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, ma mi sbagliavo. E poi chiedono: ha parlato con lei di questo? No, dice semplicemente che l'Italia non vuole essere coinvolta, anche se l'Italia ottiene il suo petrolio da lì, anche se l'America è molto importante per l'Italia, non pensa, dice Donald Trump alla giornalista, non pensa la Meloni che l'Italia dovrebbe essere coinvolta, pensa che l'America dovrebbe fare il lavoro per lei, e quindi lui si dice scioccato, e sul Papa non capisce. E vediamo la reazione di Meloni. Sono stata più chiara di altri leader, poi la Premier sceglie di non replicare, ma in altri giornali dice mi aspettavo una reazione di questo genere conoscendo il personaggio, la linea è che il governo non poteva che schierarsi così. Ma in questa piccola galleria di immagini vediamo un po' diciamo, l'evoluzione di quella che tanti hanno definito una love story, dall'incontro alla riapertura di Notre Dame, c'è questo faccia a faccia, poi l'incontro a Mar-a-Lago poco prima che si insediasse, ancora a Washington subito dopo l'insediamento, e poi ancora un bilaterale su una panchina al G7 in Canada. Sicuramente c'era un rapporto privilegiato fra i due che adesso evidentemente si è interrotto. L'opposizione dà la sua solidarietà al capo del governo italiano, condanna bipartisan. Schlein, segretaria del PD, dice nessuno minacci il paese e il suo governo. E intanto, diciamo, potrebbe costare caro a Trump anche queste esternazioni verso il Papa, questo post durissimo in cui lo definiva un debole, uno che è stato eletto solo grazie a lui, perché vediamo, dopo, dalla guerra agli insulti al leone, il voto ora fa paura ai repubblicani, cala il consenso cattolico per Trump, il vescovo Maga gli chiede di scusarsi, lui non l'ha ancora fatto, e vediamo che il 52% era la quota dei cattolici che secondo un sondaggio disapprovava Trump già prima dell'attacco al Papa, attacco che adesso potrebbe pesare sulle elezioni di mid-term, le elezioni di metà mandato che si terranno a novembre, quando si rinnovano i seggi della Camera dei rappresentanti e una parte di quelli del Senato, e in cui lui potrebbe già
perdere consenso. E vediamo qui anche una carrellata delle varie immagini generate con l'intelligenza artificiale con cui Trump si è rappresentato in varie occasioni. In questa il titolo dice Long Life to the King, lunga vita al re. In quest'altra lui si è rappresentato come un pilota di caccia che scarica escrementi sui manifestanti in piazza per protestare contro la sua presidenza. Qui lo vediamo con una spada laser. Nel giorno in cui si ricordano i soldati caduti, Trump condivide una foto in cui diventa un personaggio di Star Wars che combatte il male. E qui sotto, sempre con l'AI, l'intelligenza artificiale, Trump e Netanyahu in costume sorseggiano un drink a Gaza Riviere, il progetto immobiliare in realtà mai avviato per ricostruire la striscia. Ma per ultimo vi tengo questa immagine che è l'ultima generata e diffusa da Trump in cui lui salva un malato come fosse Gesù, anche se poi lui dice non ero Gesù, ero un medico, una sorta di re taumaturgo. Ma non finisce qua perché ne vediamo ancora un'altra, ecco qui. È lui con i suoi vicepresidenti che pianta la bandiera a stelle e strisce sulla Groenlandia, la terra che lui per diversi mesi ha voluto rivendicare. C'è chi poi valuta anche il suo atteggiamento mentale, da più parti arriva questa analisi, nel presidente c'è un elemento patologico, la chiave per capirlo è la sua disonestà. Il politologo Alterman dice gioca sul risentimento e razzismo. E intanto il Papa continua nelle sue dichiarazioni e dopo aver detto io non sto zitto, non ho paura dei potenti e continuerò a parlare del Vangelo, dice Dio non sta con i prepotenti. Lo dice nel suo secondo giorno del viaggio in Africa quando fa tappa a Ippona, la città in cui Sant'Agostino, uno dei padri fondatori della Chiesa cattolica, fu vescovo. Rischio tirannia se il potere è concentrato nelle mani di pochi. Ma il governo dà anche un segnale forte a Netanyahu dopo questo di aver dichiarato inaccettabili parole di Trump. Non rinnova infatti l'accordo sulla difesa proprio con Israele. Lo Stato ebraico minimizza e dice non ci danneggia, il presidente iraniano approva, l'Italia, scrive, rivela la sua civiltà. Andiamo avanti perché intanto che cosa succede sullo scenario di guerra? Sapete che c'è stato il primo round di negoziati che è finito con un nulla di fatto, ma c'è un nuovo round che si terrà nei prossimi giorni, spinta per i nuovi negoziati in Pakistan, mentre gli Stati Uniti parlano di navi fermate a Hormuz. Trump dice negoziati forse entro 2 giorni e proprio stamattina ha annunciato, quindi non lo trovate sui giornali, che secondo lui la guerra sta per finire e sarà un paio di giorni. È una spinta a finire al più presto la guerra, arriva anche dai mercati perché proprio oggi il Fondo Monetario Internazionale parla di una seria paura di recessione. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita globale con l'escalation della guerra nel Golfo. Per il nostro paese c'è un leggero aumento, un mezzo punto percentuale, ma aumenta il rischio di un peggioramento e forse questa sarà la vera spinta. Torniamo in Italia per parlare di vecchie indagini e di misteri lunghi oltre 30 anni. Ci sono le nuove dichiarazioni del PM di Caltanissetta De Luca che dice a proposito delle stragi del 92 così fu insabbiata l'indagine su mafia e appalti che considera una concausa della strage di Via D'Amelio. E poi tanta cronaca, intanto la nuova ricostruzione della morte di Giacomo Bongiorno ucciso da un branco di ragazzi fra cui alcuni minori. C'è un video, è una ricostruzione dell'aggressione, le spinte, la testata al minore, poi i pugni e il calcio a terra, così i video riscrivono il delitto e fra gli indagati c'è anche questo minore che era un pugile professionista. E a proposito di minori, ricordiamo, la ricorda la stampa, la vicenda di Abba, il giovane accoltellato a scuola da un compagno di classe. Il tempo non cura, Abba, manca sempre di più, l'ergastolo è l'unica pena concepibile. A parlare il cugino dello studente ucciso 3 mesi fa sui banchi di scuola alla Spezia. Non cerchiamo vendetta ma giustizia, ha detto.
E poi c'è un altro giallo molto fitto su cui però la procura sta indagando, e cioè quello di madre e figlia morte per la ricina, che è un potentissimo veleno altamente tossico che si ricava appunto dal ricina. I test confermano il padre è risultato negativo, cioè pur avendo condiviso questa stessa cena lui non ha ingerito questo veleno, ma pare che però ne avesse simulato i sintomi. E poi travolse 2 turiste sulla 24, poi inventò un tamponamento al Pirata, 11 anni e mezzo. Le ragazze belghe avevano 24 e 26 anni, l'uomo aveva la patente scaduta ed era sotto l'effetto di alcol e droga. E ancora giovani al centro della cronaca con la storia di questo ragazzo che fra l'altro era originario di Palermo. Lui si chiama Giovanni Sala, morì schiacciato dai vigilantes mentre cercava di entrare nella sede di Sky. Fu bloccato da 2 vigilantes che gli misero il ginocchio sulla schiena e morì per arresto cardiaco. Adesso loro 2 sono stati assolti, questo ragazzo tra l'altro originario di Palermo, hanno sbagliato quella notte a bloccare Giovanni, detto Gianni, schiacciandolo per terra, un ginocchio a premere sulla sua schiena su un marciapiede per 4 minuti dopo vari placcaggi e atterramenti nel tentativo di fermarlo. Hanno ritenuto così erroneamente di adempiere al loro dovere, ma, scrivono sempre i giudici, lo hanno fatto senza colpa. Con questo combinato di articoli la Corte d'Assise di Milano ha assolto i 2 vigilantes dall'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di questo 34enne che appunto voleva cercare di intrufolarsi nella sede di Sky. Parla la famiglia, è vergognoso, mio figlio non c'è più e questi 2 delle bestie sono liberi. Dice bastava guardare i video, ma non finisce qui. I filmati sono quelli delle telecamere di sorveglianza che riprendono quanto accaduto quella notte quando Gianni Sala si aggirava fuori dalla sede di Sky e c'era il rischio, hanno ritenuto i vigilantes, che potesse entrare nella sede e che ferisse qualcuno dei personaggi che la frequentava, cioè personaggi dello sport e della TV, o che distruggesse macchinari. E così è stato placcato e fermato e poi è morto. Ci fermiamo qua, finisce la prima parte di questa rassegna stampa, torniamo tra pochissimo per dare uno sguardo invece all'informazione regionale. A tra poco. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 15 aprile. Cominciamo dando uno sguardo al sito Sicilia Web, eccolo qua, lo vediamo, apriamo con martedì circonvallazione intuppato, ovvero chiusa, il mercoledì pure, non è cambiato nulla da ieri. A Catania il Salone dello Studente colpisce ancora, tutti fermi e tutti incolonnati, quindi traffico in tilt. E poi abbiamo questa molotov contro l'auto del rivale in Amore, in questo frame il momento dell'esplosione sulla macchina dell'ex della sua fidanzata che in realtà era tornata con lui, però è scattata lo stesso la vendetta. Vediamo se possiamo tornare indietro e poi questa appunto un'ultima ora, scovato a Librino l'ex dirigente di polizia che si nascondeva, era sparito dopo la condanna per corruzione e concorso esterno alla mafia. È stato scovato in un appartamento di Librino, lui è un ex dirigente di polizia penitenziaria del carcere catanese di Bicocca che si nascondeva dopo una condanna a 10 anni per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Questa è appunto un'ultima ora. Andiamo adesso a vedere, ripartiamo con le prime pagine dei giornali. Allora c'è il Quotidiano di Catania, la Sicilia, titolo alto, partiamo un po' dalla fine, cioè dallo sport, il Catania ci pensa, ritorna Toscano, se ne è parlato anche ieri sera nella nostra trasmissione sportiva e appunto potrebbe ritornare l'allenatore del Catania. Poi naturalmente l'idillio fra Trump e la Meloni che è giunto alla fine e poi in vendita il piano di smissione delle aree industriali. Andiamo a
vedere adesso la prima pagina del Giornale di Sicilia, dopo le notizie internazionali. C'è la questione degli autotrasportatori, per i tir 25 milioni, ma lo sciopero continua. Caro carburanti per la guerra, la Regione promette un pacchetto di aiuti per i trasportatori siciliani in crisi. La protesta cominciata ieri nei porti è però confermata fino a sabato, perché l'abbiamo detto anche nei nostri telegiornali, il loro interlocutore dicono non è tanto la Regione quanto piuttosto il Ministero dei Trasporti, quindi il governo nazionale. Andiamo a vedere adesso, e lo ritroviamo anche su Repubblica, caro gasolio, Regione in aiuto ma prosegue il blocco dei tir. Qui vediamo invece il PM di Caltanissetta De Luca: Borsellino pagò le sue scoperte su Capaci e la strage di via D'Amelio fu accelerata proprio perché aveva annunciato che era a conoscenza di tante cose. Poi lavori bloccati all'Arse, al tavolo del centrodestra si torna a parlare di mance. E ancora stop dai vertici del partito, Maglio Messina fuoriuscito e con tanti sassolini nelle scarpe annulla la conferenza in cui avrebbe dovuto rivelare perché se n'è andato dal suo partito Fratelli d'Italia. Ma andiamo a vedere appunto la questione del caro carburanti. La Regione mette sul piatto 25 milioni, ma il comitato del TIR non si accontenta, va avanti. La riunione si è dunque conclusa con una fumata nera e dicono non ci fermeremo fino a quando non arriveranno risposte da Salvini. Il rischio è che il blocco degli autotrasportatori possa saldarsi con le iniziative di protesta di altre sigle. Ieri la situazione era tranquilla e le piccole aziende di trasporto che non partecipano alla protesta hanno continuato il lavoro regolarmente, ma insomma comunque si è già scatenata una sorta di psicosi, fra l'altro con lunghe file anche ai distributori di benzina. E poi c'è un'altra grande vertenza, quella della privatizzazione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Adesso arriva, sono tanti i grandi interessati, ma arriva anche l'interesse di Benetton che punta su Fontanarossa. Aeroporti ai privati, partita la sfida. Il colosso Mundis ufficializza il suo interesse per lo scalo di Catania, ma anche Punta Rai si potrebbe rientrare nei piani. Naturalmente è un'indiscrezione che circolava da tempo, ma stavolta è proprio lo stesso numero uno di Mundis, Alessandro Benetton, ad annunciarlo ufficialmente. Benetton, citando Fontanarossa, ha lasciato intendere che lo shopping potrebbe interessare anche il Falcone Borsellino di Palermo. Nei prossimi mesi guarderemo a tutte le privatizzazioni nei paesi dove siamo e in quelli dove non siamo presenti, tra cui, detto testualmente, anche quella dell'aeroporto di Catania. Un segno ulteriore che neanche la crisi internazionale riesce a scalfire il business del trasporto aereo. E vediamo intanto cosa succede appunto a causa di questo blocco dei tir. Intanto fino a sabato i supermercati reggono, ma per i prossimi giorni il rischio scaffali vuoti. I grandi della distribuzione commerciale dicono abbiamo ricevuto il 50% della merce, ma lo sciopero, questa serrata, si potrà fare sentire soltanto nei prossimi giorni. E poi abbiamo ancora la strage di via D'Amelio, con ancora tanti misteri da chiarire. I PM di Caltanissetta ieri hanno detto la fine di Borsellino decisa dopo Casa Professa. Che cosa hanno appurato? Che la strage che ha seguito quella di Capaci fu probabilmente accelerata proprio per le dichiarazioni rese dal dottore Borsellino nell'incontro di Casa Professa, la biblioteca comunale di Palermo, dove annunciò che avrebbe riferito presto ai magistrati quanto sapeva sulla morte del suo amico Giovanni Falcone. Quindi ha fatto sapere pubblicamente che era a conoscenza di qualcosa di compromettente. E poi veniamo alle morti sul lavoro, le 2 vittime cadute dalla gru a Palermo. Dalle indagini emerge che 2 operai lavoravano su una gru vecchia, pensate, di 23 anni, su cui non hanno funzionato i sistemi di sicurezza. Questa gru è stata costruita nel 2003 e gli investigatori stanno acquisendo tutta la documentazione sulla manutenzione che deve essere annuale sia per il mezzo sia per il braccio che è crollato.
Dei primi accertamenti poi sta emergendo che quel modello di gru posizionato al lato del palazzo non aveva la capacità di raggiungere quell'altezza con il peso dei 2 operai e del cartongesso e soprattutto con un'inclinazione del genere. L'ipotesi è che sia stata forzata la portata dell'elevatore per poter concludere il lavoro e quindi una serie di concause. E poi veniamo a questa storia, una storia a lieto fine, addirittura con i fiori d'arancio, la storia d'amore tra Alaa Faraj, che è un giovane immigrato accusato di essere uno scafista che ha scontato già 10 anni di carcere, che adesso ha scritto un libro sulla sua storia. È finito, e tra l'altro ieri ha vinto anche il premio Terzani, si è sempre dichiarato innocente, ha di recente ottenuto la grazia dal presidente Mattarella e adesso sposerà questa giovane donna, Alessandra Sciurba, conosciuta in carcere, lei attivista per i diritti umani, presidente di Mediterranean Saving Humans, con cui si sono scritti a lungo e quindi si sono così innamorati e potranno coronare il loro sogno d'amore. Veniamo adesso ad una classifica dei furti. Sicilia. In Sicilia sono in calo i furti in casa, in forte calo addirittura, ma Catania mantiene la maglia nera, cioè resta sempre al primo posto. Pensate, nei soli primi 6 mesi del 2025 ce ne sono stati ben 577, mentre a Palermo, che pure ha una popolazione maggiore, sono un numero inferiore, 497. Insomma, siamo sul podio in questo caso. E poi l'altra storia, quella della bimba che doveva fare un tema in classe, una bimba della prima media di Licata. Il titolo era "Raccontate le vostre giornate in famiglia". E cosa ha scritto questa bimba? "Sto male quando mio padre picchia la mamma. Tanto è bastato per far scattare il campanello di allarme all'insegnante, si è avviata tutta una catena e la notizia è arrivata ai carabinieri e alla procura, l'epilogo che l'uomo è stato allontanato da casa e la mamma naturalmente ha confermato quanto era successo". E poi c'è invece un'altra storia che riguarda sempre bimbi. In questo caso protagonisti sono mamma e figlia che sono state separate durante una di quelle tragiche traversate. La bimba è stata salvata, ritenuta dispersa perché non era in compagnia della madre, affidata ad una famiglia, ma la mamma la cercava, l'ha trovata, ma adesso non riesce a stare con lei. Il tribunale ha deciso che ha il diritto di tornare con la figlia, ma a Siracusa, dove la bambina vive insieme ad una famiglia collocataria, eseguire questa sentenza è diventato un calvario. Si è costruito un movimento di popolo per lasciare la bambina con la famiglia che l'ha cresciuta fino ad ora e adesso nella sentenza del Tribunale per i minorenni, che ha invece detto che deve tornare con la mamma biologica, c'è tutta la complessità di una vicenda umana che parte dalla scelta di una madre. Pensate, madre che ha deciso di lasciare la Costa d'Avorio, la sua patria, per evitare che la bimba subisse l'infibulazione. E vedremo come andrà a finire. E poi a Catania, pronto lo schema di decreto che allarga i confini del porto. Ieri il via libera del Senato che autorizza i lavori che avranno un impatto pure sulla scogliera d'Armisi. La scogliera proprio dietro la stazione, accessibile da un sottopassaggio della linea ferroviaria e che ospita uno stabilimento tra l'altro molto, molto frequentato. E su cui già c'era stata una alzata, insomma un po' di scudi. E poi un protocollo di legalità sulle grandi opere, il monitoraggio capillare faciliterà la realizzazione dell'Adrano Catania. Ma veniamo allo sport con la notizia che avevamo visto già in prima pagina con un richiamo: Catania, viali e in bilico, dopo il vertice in società oggi può cambiare tutto
con il ritorno di Toscano. Conferme o rivoluzioni? Questo è il dilemma della società. Il vicepresidente Grella ha sentito tutte le componenti di club e squadra. Nelle prossime ore la decisione. I colloqui di ieri non hanno chiarito quale potrà essere la scelta finale. Conferma o un nuovo stravolgimento? Tutto è ancora possibile. Vari pareri dei tifosi, richiamate Toscano, ma perché la società lo ha voluto cacciare dopo il 2-1 di Altamura? Su internet i tifosi si confrontano sulle voci che si alternano sul futuro di Viali e su un possibile ritorno di Toscano a Catania, voci che oggi dovrebbero trovare un riscontro ufficiale. C'è rabbia dopo la partita persa in malo modo a Crotone, rabbia che non è scemata nemmeno ieri, e c'erano vari commenti in calce con varie considerazioni e, come dicevamo, la decisione della società per bocca di Grella ormai è imminente. E con questa notizia, con questo dilemma noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.